L'avvocato agrigentino Giuseppe Arnone è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento, capitanati da Giovanni Minardi, che lo hanno sorpreso in flagranza di estorsione, in possesso di 2 assegni per complessivi 14.000 euro, che sarebbero stati firmati da una sua collega avvocato come corrispettivo di un presunto silenzio di convenienza. La collega è l'avvocato Francesca Picone, 42 anni, di Favara, già a giudizio per delle irregolarità che lei avrebbe commesso nel patrocinio di alcuni clienti che l'hanno poi denunciata. Alcuni di tali clienti sono assistiti dall'avvocato Giuseppe Arnone, che avrebbe prima minacciato la collega Picone di sollevare un polverone mediatico e poi avrebbe chiesto per il suo silenzio il pagamento di 50.000 euro. L'avvocatessa Picone ha denunciato il ricatto alla squadra mobile e ha concordato il pagamento delle prime 2 tranche con assegni da 14.000 euro. Gli investigatori sono intervenuti sorprendendo Arnone con 2 assegni per complessivi 14.000 euro. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha affidato il caso ai pubblici ministeri 5 e Macaluso, che dopo aver valutato gli atti della squadra mobile inoltreranno al tribunale le relative richieste.